collega volevo chiederle anche un po'. Grazie, posso avere? Tanto grazie di questa occasione che per me è come sempre di grande stimolo. Il professor Coda è un stimolo continuo. E anche perché è la prima volta che presentiamo in pubblico questo libro, quindi ha un valore inaugurale, aurorale questo incontro. E spero che ci sia di buon auspicio. E allora, rispondo subito alla tua domanda, giusta, e togliendo, mi auguro, immediatamente un equivoco, dissipando una possibile nebbia. Trinità è l'opposto del destino. Io metto insieme le due parole proprio in contrapposizione. E allora qui cercherò di dare qualche spunto in perfetta continuità con quello che ha detto Piero Coda benissimo sino ad ora, cercando il più possibile di non fare discorsi eruditi, troppo difficili, ma cercando di provare. Io sono convinto che se non si riesce a fare questo, il rischio è che si chiacchieri, si usino linguaggi un po' roboanti per dire cose che poi alla fine uno non capisce bene dove vadano a parare. Ecco, Trinità, in che senso è l'opposto del destino? Proviamo a vederlo in qualsivoglia gesto, in qualsivoglia azione della nostra vita quotidiana. Ha detto bene Coda prima, la Trinità, il cristianesimo in quanto trinitario, è ancora da compiere. Certo, secoli di grandi elaborazioni, ma è tutto ancora da compiere. Tutto ancora da compiere, non ai grandi livelli della macrostoria dell'Europa, dell'Oriente, dell'America, del dominio del capitale, tutte queste belle parole che ci raccontiamo, no? Nella vita quotidiana, nei piccoli gesti che compiamo tutti i giorni, poi facciamo delle cose orrende ogni giorno e poi ci lamentiamo dell'euro, del capitalismo finanziario, tutti siamo bravi, tutti siamo perfetti, dimentichiamo la nostra. Dopo però non ci rendiamo conto che nella nostra piccola quotidianità siamo dei demoni. Ma perché? Lo dici tu, dici Donà, ci viene qua a raccontare queste robe. Vabbè. Proviamo a dirlo in modo semplice. E se no la Trinità veramente diventa un discorso aleatorio, fumoso. Invece non lo è affatto. E cito solo questa cosa, una piccola citazione, consentitemela, di Rosmini. Sto lavorando da un po' su Rosmini per il convegno che abbiamo nei prossimi giorni. Personaggio straordinario di cui la nostra cultura ha completamente dimenticato tutto, l'ha rimosso. Rosmini dice una cosa pazzesca, dice Rosmini che in fondo senza la Trinità è una cosa veramente pazzesca, ragazzi, se non ci pensiamo bene non capiamo nulla di Rosmini e non capiamo nulla della Trinità. Cioè, la Trinità non è una cosa difficile, complessa da capire, certo, uno dei misteri più profondi della cristianità, ma attenzione, che il mistero della Trinità è quel mistero senza il quale il logos, cioè la ragione, l'intelletto, la nostra umana capacità intellettiva è destinata a naufragare. È un mistero che sostiene la nostra capacità piccola, miserrima di ragionamento e le consente, le offre, le dona una via d'uscita. Quindi, questo lo dice Rosmini. Non è il solito discorso, dice, la ragione arriva fino a un certo punto, poi non sa più cosa dire.
va, per dire così, in tilt e deve affidarsi alla fede come gesto disperato. No. Sarà così, speriamo che sia così. No, dice, la fede non viene alla fine, la fede viene all'origine e è ciò che rende possibile la salvezza ad un ragionamento che altrimenti sarebbe destinato a naufragare. Voi direte, Madonna, ci avevi appena detto che parlavi di cose concrete, quotidiane, adesso comincia a parlare di Rosmini. No, questo che dice Rosmini adesso ve lo esemplifico, perché ha ragione Rosmini. È molto meno difficile, è difficilissimo in realtà, ma è molto meno difficile di quello che potrebbe sembrare. C'è una forma mentis che ci appartiene, che ci accomuna a tutti. Io ho dei valentissimi giovani studiosi che inorridiranno, adesso semplifico molto, ma che viene dal mondo greco. È inutile che ce la raccontiamo. Viene dal mondo greco. Noi siamo figli della grecità, del mondo giudaico, del mondo cristiano, certamente, ma il nostro ragionar comune quotidiano, ve lo dico io, credetemi, ma adesso ve lo mostro, non è che voglio un atto di fede perché non lo merito, è greco. Sapete perché? Perché noi pensiamo molto semplicemente che anche laddove facciamo i discorsi molto politically correct, direbbe il mio collega che ama parlare in inglese, no? Politically correct, cioè siamo tolleranti, siamo razionali, siamo figli dell'illuminismo, siamo figli di una tradizione occidentale che riconosce dei valori fondanti, la dignità dell'uomo, certo, sì, però questi sono discorsi che sentiamo tutti i giorni per televisione, leggiamo sui giornali. Benissimo, accogliamo tutti, ma con raziocinio, no? Così a casaccio. Dobbiamo giustamente, ragionevolmente, chiedere a questi che ospitiamo che accettino i nostri principi di civiltà, insomma, vengono qua, mica vengono qua, fanno gli affari loro, devono stare ai principi che regolano il nostro vivere comune, giustamente, è razionale, mica niente di... non sto condannando, è comprensibile. Sì, quindi si accettano cosa? Pensiamoci onestamente, parliamoci a noi stessi onestamente. Cosa vuol dire questo? È un discorso ragionevole, sensato.